Business delle scommesse del gioco automatizzato si conferma come una delle principali fonti di reddito per le locali consortesie mafiose. Un affare realizzato attraverso l'imposizione e la gestione di slot machine all'interno di esercizi commerciali, l'acquisizione e l'intestazione a prestanome di sale da gioco o attraverso l'infiltrazione nelle società concessionarie di gestione. Di particolare interesse appaiono anche gli affari correlati all'accoglienza di migranti, con particolare riferimento alle diverse fasi dell'allocazione, dell'erogazione del vitto e del trasferimento. Al momento non risultano evidenze in merito a un diretto coinvolgimento di Cosa Nostra nel traffico degli esseri umani. Lo scrive parlando di una notevole potenzialità criminale grazie al pregnante controllo del territorio e ad una significativa capacità di infiltrazione e di condizionamento del tessuto economico, sociale e amministrativo da parte di Cosa Nostra, la direzione investiga antimafia di Agrigento, in quella che è la seconda relazione semestrale per l'anno 2018. Nella provincia di Agrigento, settori particolarmente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa sono anche quelli dell'agricoltura, dell'agroalimentare, delle energie da fonti rinnovabili, nonché quelli collegati alle emergenze ambientali, come ad esempio il ciclo dei rifiuti, aggiunge la DIA. Ma Cosa Nostra Agrigentina continua a condizionare anche l'attività politico-amministrativa, cercando sempre più di controllare e orientare l'azione amministrativa degli enti territoriali in modo funzionale alle logiche del potere mafioso. Ne consegue che l'azione delle amministrazioni locali è sempre particolarmente esposta al concreto pericolo di condizionamento mafioso attraverso pressioni e azioni che sono esercitate in più fasi, sia sul campo elettorale che sugli stessi amministratori, prosegue l'analisi. Il corpo elettorale si trova infatti a dover fronteggiare le lusinghe delle consorterie mafiose al fine di condizionarne il voto ed imporre candidati collusi. Gli amministratori locali sono poi esposti al tradizionale potere intimidatorio mafioso, sempre più associato e sostituito, almeno in parte, dalla corruttela. Il tutto per ottenere un'ampia gamma di favori come l'affidamento di lavori e di servizi, l'aggiudicazione di appalti, la concessione di autorizzazioni, di licenze, di varianti urbanistiche, l'omissione di controlli, il conferimento di incarichi, varie assunzioni di vario genere. È evidente come tali attività risultino funzionali, oltre che ad ottenere illeciti profitti, anche a mantenere un vasto sistema clientelare. La DIA di Agrigento ha segnalato episodi di ricorso ed affidamento diretti di lavori e servizi da parte di enti pubblici, giustificati spesso da pretestuose motivazioni di necessità e di urgenza che impongono procedure di affidamento diretto e non negoziato che consentono di eludere le rigorose procedure concorsuali. La crisi economica, la carenze strutturali e organizzative, anche con riferimento alle inefficienze nei servizi pubblici essenziali, quali quelli dell'erogazione dell'acqua e della gestione dei rifiuti, scrive la DIA di Agrigento, rappresentano un fertile terreno su cui Cosa Nostra Agrigentina si muove. La presenza del fenomeno mafioso determina, tra l'altro, condizioni di monopolio in alcuni settori imprenditoriali, il controllo illecito della manodopera e in generale la distorsione delle regole della concorrenza. Un importante settore economico di interesse per la criminalità organizzata è, scrive la DIA, quello delle energie alternative che si aggiunge alle tradizionali attività di movimento terra, della produzione di calcestruzio e del cemento, dell'agricoltura e della distribuzione alimentare. La provincia di Agrigento risulta la seconda dell'isola per numero di installazioni di energia prodotta, preceduta solo dalla provincia di Catania.